Sì, sì, buon pomeriggio, ben trovati ad un nuovo appuntamento targato Futsal Zone, solito appuntamento con il futsal siciliano, anche se oggi andiamo fuori confine, diciamo così, perché abbiamo un graditissimo ospite che è stato già l'anno scorso, seppur in veste di intervistato e non di ospite live, protagonista proprio sui nostri canali. E allora do il bentornato su Sportisiri a Anthony Isgro, giocatore della Roma Futsal. Ben trovato. Ciao, buonasera Francesco. Tra l'altro, Anthony, non fortunatissimo protagonista degli ultimi giorni, perché, come ben saprete, voi appassionati di futsal, è in corso il ritiro, sono in corso gli impegni della nazionale guidata da coach Salvo Samperi, un infortunio che ha privato il giocatore palermitano di questo ennesimo impegno, di questa ennesima chiamata in azzurro. Anzi, ce lo facciamo raccontare proprio da lui. Capisco che non è il massimo parlare di infortuni, però dici cosa ti è successo e come ti è successo soprattutto. Sì, era un allenamento il secondo giorno della nazionale. Il ginocchio ha fatto un movimento strano. Ho sentito subito che mi faceva male. Mi hanno fatto subito la risonanza e si è visto che c'era una lesione al collaterale. Quindi parlando anche col mister e con tutti abbiamo deciso che era meglio che tornavo a casa un po' a curarmi. Quindi è stato così. Dice che poteva andare peggio, ma poteva andare anche meglio, quindi penso che dovrò stare fermo un mese e mezzo se tutto va bene. Spero di rientrare ai playoff. Ecco, infatti, i playoff che in casa Roma Futsal diventano un appuntamento molto importante. Tra l'altro, la squadra giallorossa che da quest'anno veste i colori appunto della squadra anche di calcio. Ricordiamo che fino allo scorso anno era denominata Olympus Roma. Dici un po' come sta andando questa stagione, al netto ovviamente poi dei problemi, degli infortuni come quest'ultimo che ti è capitato, e insomma con quali prospettive vi affacciate al finale di stagione. Ma penso che è stata una stagione positiva, perché intanto ci siamo qualificati alla Coppa Italia, abbiamo giocato una Supercoppa. Come sai, non sempre si vince. Noi ogni anno cerchiamo, proviamo, speriamo di vincere qualcosa. Penso che dobbiamo continuare così perché è una società seria, non ci fa mancare mai niente. Quindi lo dobbiamo a loro per quello che fanno per noi. Eh, e adesso appunto ci saranno i playoff, che è la cosa più bella da giocare in tutta la stagione. Spero che arriviamo al meglio tutti quanti, provando di arrivare fino in fondo. Anthony, quest'anno novità appunto questa nuova denominazione, questa nuova squadra, qualcosa è cambiato anche in termini di roster. Finora secondo te avete raggiunto, cioè com'è andata la stagione rispetto a quelli che potevano anche essere i tuoi obiettivi personali, oltre che quelli di squadra, anche se ricordo mancano ancora poche giornate ai playoff, e comunque c'è ancora tutto il tempo per fare bene. No, certo, potevamo fare di più, questo è ovvio. Penso che siamo un roster che è stato costruito per vincere, non ci nascondiamo. Però come ti avevo detto già prima in precedenza, non sempre si vince perché affronti altre squadre che sono attrezzate come noi, quindi non è mai facile. Tra l'altro, ottimo ragionamento questo. Ehm, Tra l'altro, quest'anno la Serie A è stata investita, no, da questo uragano a livello più che altro mediatico, perché chiaramente per gli appassionati di futsal, ma anche per voi che giocate, per voi che siete protagonisti sul parquet, l'arrivo di un giocatore come Ricardinho sicuramente ha dato magari anche qualche stimolo in più. Ecco, come l'hai vissuta, e soprattutto avendolo anche visto sul parquet da avversario, che impressione ti ha fatto? È vero che tu, se non erro, l'avevi già affrontato in nazionale, correggimi se sbaglio. Eh,
perché se non mi sbaglio era già aveva finito la sua carriera in Portogallo con la nazionale, però l'avevo già incontrato, gli avevo chiesto anche una foto. Quindi è sempre bello quando campioni così del calibro di Riccardinho vengono a giocare in Italia perché ti danno anche molta visibilità, quindi è molto bello giocarci contro. Poi ha una classe infinita, questo non lo devo dire io, solo che è arrivato qui in Italia che già era quasi a fine carriera, quindi non so se poteva dare di più, non sono io a dirlo, però è sempre un onore giocare anche contro di lui, quindi è stata una bella cosa. Ecco, possiamo dire che è un po' come quando, ormai sono passati 8 anni per capire quanto, anzi 7 anni per capire quanto vuole il tempo, un po' come quando è venuto Cristiano Ronaldo alla Juventus, anche come portata di... Uguale. Sì, sì, uguale, è stata la stessa cosa praticamente a livello mediatico per il calcio a 5. Ecco, anche per voi ragazzi, no, che siete magari cresciuti con così col mito, diciamo, di Ricardinho, diventa anche uno stimolo appunto per dire magari adesso lui è venuto a giocare in Italia, come hai detto tu, magari in un periodo della carriera, diciamolo, calante, ma magari anche per voi ragazzi, anche i più giovani soprattutto, di cui tu sei uno dei rappresentanti più alti, anche dire mi piacerebbe un giorno fare magari non tutto, però gran parte della carriera che ha fatto lui. Sarebbe un sogno fare la carriera che ha fatto Riccardinho. Penso che tutti lo amano per quello che ha fatto, anche giocarci contro o anche stare con lui in un anno in una squadra che io personalmente per esperienza che gioco in nazionale con i campioni con loro impari tanto, quindi con Riccardinho penso che impari tantissimo, sia nel campo che fuori. A proposito di campo, visto che alla fine quello conta, mentre intanto saluto Francesco Marino che ci sta seguendo su YouTube, naturalmente l'invito è quello di anche di commentare, di fare delle domande se ne avete per Anthony, perché comunque sono tante le curiosità per un ragazzo che comunque già da qualche anno ha lasciato la Sicilia, ha lasciato Palermo per vivere quello che fondamentalmente è un sogno, quello che è anche un desiderio di carriera per il futuro. Ecco, ormai possiamo dirlo, no? Dico, tu l'estate scorsa sei stato molto vicino a lasciare non tanto la Sicilia quanto proprio l'Italia, perché comunque non ti sono mancate le proposte. Cosa ti ha convinto, cosa ti ha spinto a dire no, rimango in Italia, rimango a Roma e continuo a giocarmi le mie carte qui? Certo, allora c'è da dire anche che io avevo un contratto con la Roma da rispettare. Eh, Penso che anche la Roma non mi ha fatto mai mancare nulla, quindi penso che lo dovevo anche a loro di rimanere qui. Poi, come già avevo detto in un'intervista che avevamo fatto, a Roma mi trovo benissimo. A 3-4 anni che sto qui, quindi la città è bella, ho anche amici qui, quindi lasciare Roma non è facile. Sai, è una città, come ho detto, bellissima. Non so cosa mi riserva il futuro, però mi è piaciuta tanto a Roma e spero di stare qui un altro po'. Noi perché chiaramente la Serie A ha in Anthony Sgrow uno dei suoi pezzi forti, pezzi pregiati, non lo dico né per conoscenza personale né per così, né per diciamo essere di parte in quanto tuo concittadino e conterraneo. Ecco, la Serie A quest'anno, al di là di Ricardinho, comunque sta presentando degli ottimi spunti, perché comunque ci siete voi, c'è la Meta Catania che tra l'altro è campione d'Italia è attualmente capolista, c'è Eboli che non molla mai, insomma, in vista dei playoff la concorrenza è alta e forte. Sì, 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 ci sono tantissime squadre che hanno costruito le squadre appunto per vincere, quindi non è mai facile giocare contro di loro. Poi penso che ci sono 6-7 squadre forti, non si sa mai chi vince, si gioca sempre partita per partita, quindi anche questo è il bello. Ti chiedo a questo punto, così, giochiamo perché tanto dico alla fine questa trasmissione serve anche a questo, serve anche un po' a
farvi così, sciogliere, parlare, chiacchierare. Chi vorresti, qualora la Roma, ovviamente te lo auguriamo e lo auguriamo alla società giallorossa, arrivare in finale scudetto, chi vorresti incontrare in finale scudetto e magari anche batterlo, perché no? Eh, questa è una Io domanda un'idea ce l'ho, però lo difficile. lascio dire a te. È una domanda difficile. Eh, penso proprio, visti i trascorsi il Napoli, vorrei incontrare il Napoli, anche se le finali col Napoli non vanno tanto bene perché ne ho perse un po' contro di loro. Però penso di, se ne devo scegliere una, così come hai detto, dico Napoli. Ecco, per le finali col Napoli, casomai puoi fare un colpo di telefono a Carmelo Musumeci, così ti fai dare qualche consiglio su come vanno Infatti, battute. lui lo sa bene. Ecco, ne abbiamo parlato anche nell'intervista dell'estate scorsa. Ho nominato Melo non a caso, tra l'altro in una delle prossime puntate sarà ospite anche lui. Con lui, vabbè, il rapporto speciale non lo stiamo tanto a ripetere. Lui è la guida in quanto capitano anche della nazionale, che tra altre cose è stata purtroppo sconfitta dalla Bielorussia a Malta la scorsa settimana. Tu sei rientrato da poco a causa anche dell'infortunio. Come sta venendo su questa nazionale? Chiaramente è una nazionale di ricostruzione, il coach Samperi sta lavorando. Ecco, tu che l'hai vissuta dall'interno in questo inizio di nuovo corso, tu che comunque facevi già parte dello scorso corso, perdonami il termine con coach Bellarte, come sta avvenendo su e che prospettive ci sono, considerando anche magari qualche giovane che chi lo sa, magari viene su anche dalle nazionali giovanili e può dare qualche bella soddisfazione. No, sì, appunto, poi Coach Samperi è bravissimo in questo e penso che sta costruendo, sta cercando di unire tanto il gruppo. Eh, come ti ho detto, non sempre si vince, quando ci sono le sconfitte, appunto, sono tutti pronti ad attaccare, ma io penso che siamo un grande gruppo, una grande nazionale, e soprattutto ci vogliamo bene, questo conta tanto. Eh, niente, gli allenamenti sono molto intensi, siamo una grande squadra, io lo penso anche ora oggi dopo che abbiamo perso contro la Bielorussia, lo ribadisco. E niente, ora pensiamo a settembre che ci saranno i playoff e intanto domani giocheremo contro la Finlandia. L'altra partita che se non erro si gioca domani sera a Fasano in Puglia, dove è arrivata la nazionale o ieri o oggi addirittura, quindi impegno importante anche per portare avanti il progetto. Tra l'altro io ho nominato Melo Musumeci, sono tanti comunque siciliani in nazionale perché ci sei tu, c'è Tornatore, insomma c'è Pulvirenti, insomma un bel movimento e questo sicuramente immagino che vi aiuti anche nel lavorare insieme, nel fare gruppo. C'è anche Podda che di fatto ormai è un siciliano adottato, giocando alla meta da qualche anno, insomma c'è uno zoccolo duro siciliano importante. Sì, 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 c'è un gruppo di siciliani, siamo io, Pulvirenti, Musumeci, come hai detto tu, Poddas è sempre con noi, anche lui è un po' siciliano, però è sardo, purtroppo lo ribadisco. Eh, poi niente, però penso che siamo tutti uniti, sia del sud che del nord, anche gli stranieri, cioè penso veramente che siamo un bel gruppo in nazionale. È un bel gruppo assolutamente che ci auguriamo possa portare dei bei risultati. Anthony, adesso ti interrogo un po' sul locale perché tu gioco forza qualcosina guarderai. Partiamo dalle cose un pochettino più vicine a casa perché comunque per quei pochi, veramente pochissimi che non lo sapessero, Anthony non è soltanto figlio d'arte ma è anche fratello d'arte perché sta venendo su un altro discreto talento. Adesso ti chiederò di parlartene. Di parlarne di Samuel. Intanto partiamo da papà Gianluca. Quest'anno non facile la stagione in B col CUS, tra poco playout, insomma che quando torni a casa o quando lo senti, magari dici un po' se ti racconta qualcosa, se anche un po' si sfoga considerando che la stagione è stata complicata e adesso ci sono i playout. Sì, sì, noi parliamo spesso, ci confrontiamo, anzi lui mi dà consigli,
io ancora non mi sento di darglieli. So solo che anche lui ci tiene molto. Non è facile, appunto, la situazione che c'è l'Alcus dei playout, ma dice che stanno lavorando tanto e stanno provando a rimanere in B e io glielo auguro con tutto il cuore perché se lo merita lui, se lo meritano i ragazzi e se lo merita anche la società. Ecco, tra l'altro invece dall'altra parte della classifica, visto che siamo in tema di palermitani e siciliani che hanno anche militato in nazionale, dall'altra parte della classifica in zona playoff c'è il Mistral dove gioca tra gli altri anche ed è capitano Marco Torcipia. Ecco, ti chiedo se tu hai avuto modo, vabbè, al netto di questioni di famiglia che ti hanno portato a seguire il CUS, se hai avuto modo di seguire anche la parte alta della classifica e se hai visto un po' l'andamento del Mister, l'andamento del Marsala, del Regalbuto che si sono contese fino all'ultima giornata la vittoria. Finale, no, la finale, anzi, penso la penultima o l'ultima giornata di campionato tra Real Buto e Marsala l'ho Sì, lo vista. scontro diretto. Sì. Tra l'altro tu a Regalbuto hai anche Sì, 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 è giocato. stato. No, perché infatti, come ti ho detto, io a Regalbuto ci ho giocato, quindi alcune partite di Regalbuto mi capita spesso di vederle su Facebook, ci entro, me le guardo con piacere perché tiferò per sempre Regalbuto, cioè è stata una piazza importante dove sono cresciuto. Poi quindi c'è il Regalbuto, c'è il Mister Palermo, c'è il CUS Palermo, quindi lo seguo molto il campionato della Serie B anche perché mi piace vederlo. E penso che anche il Missal ha fatto una buona stagione. Penso che ora giocherà ai playoff, se non mi sbaglio. Contro il Sì, Villauria Monreale c'è la semifinale. sì. Anche il Villavra è una società che crede molto nei giovani, quindi spero, come ti avevo detto nell'intervista, che il futsal siciliano cresce grazie a queste squadre che danno possibilità ai giovani di esprimersi. Anche loro dovrebbero sognare di arrivare in Serie A, Serie A2, ai massimo livello del campionato di calcio a 5 italiano. Io lavoro con tutto il cuore a tutte le squadre palermitane, siciliane. Per il movimento questa cosa fa bene. Ecco, a proposito di squadre palermitane, scendiamo un piccolo gradino, poi torniamo a parlare anche di qualche individuo. Uno te l'ho già anticipato, un altro poi lo nominiamo, perché non dico che è di famiglia a livello di anagrafe, ma quasi, penso che tu abbia capito. A Palermo ci sono tante squadre che hanno fatto molto bene in C1, una come l'Athletic che ha vinto il campionato, una, anzi altre due che faranno i playoff che sono il Palermo del presidente Messeri e il 3M che tra l'altro annovera anche degli ottimi giocatori che hanno fatto anche la B, hanno fatto la 2, uno su tutti me ne viene in mente Leandro La Rosa. Insomma, il movimento a Palermo sta venendo su, sembra quasi che ci sia una reazione nel portare quante più squadre possibili, più in alto possibile ovviamente. Sì, sì, sì. Come ti avevo detto prima, è anche vero che dobbiamo dire che ci devono rimanere perché ci sono molte squadre che vanno, vengono, poi scompaiono. Quindi il mio augurio è quello che rimangano il più possibile in questi campionati nazionali. Poi una volta, penso un mese fa, sono andato a vedere Atletico Club Palermo contro il Palermo Calcio a 5, lo scontro per salire in Serie B. Ed è finita 5-5, quindi è stata una partita bellissima, mi sono divertito moltissimo a vedere questa partita. Non si meritano nessuna delle tre che hai nominato la C1, penso. Ci sono giocatori che possono fare la B tranquillamente. Mi viene in mente Musso, anche giocatori dell'Atletico Club Palermo. Ci sono alcuni giovani che giocano bene. Eh, quindi penso che meritano tutte queste tre squadre che mi hai nominato di fare la Serie B tranquillamente, però ne vanno su solo due, quindi sarà difficile. Speriamo naturalmente che possano almeno una fare il salto, poi vedremo anche come si andranno a comporre i campionati durante l'estate. Adesso, come ti ho promesso, ti faccio parlare di un paio di persone di tua conoscenza, di giocatori, entrambi molto giovani, uno più giovane dell'altro. Partiamo da casa, partiamo da Samuel, che tra altre cose di recente
ha anche preso parte ad un evento molto importante di futsal giovanile, me lo vado a cercare perché non mi ricordo il nome esatto, perché non voglio sbagliare, la Futsal Future Cup, ragazzo del 2009, quindi 16 anni, forse non so se li ha già compiuti, deve compierli, però insomma a casa Isgro il talento continua a sbocciare. Eh, sì, sì, come hai detto tu, Samuel è un talento, penso. Io sono di parte, quindi non esagero a dire le cose, però dico che è un talento perché l'ho visto giocare anche io, gioca bene. Ho parlato anche con mio padre, gli ho detto che deve fare step, non deve fare troppo il passo lungo, e deve rimanere stabile così per com'è per adesso. Era al CUS lui, non so se lo sai, l'ho portato a Roma 3 giorni, per fargli vedere anche la situazione, com'era. Eh, non ti nascondo che lo voglio portare qui perché qui si vive un altro ambiente, se è più professionale, quindi se già lui inizia presto meglio è. Quindi non so se il prossimo anno cosa farà, se verrà qui a Roma, io me lo auguro, lo spero anche per lui. E spero che farà, non dico la mia stessa strada, può essere anche di più, però spero che si diverta, che questa è la cosa più importante. Anche perché c'è gente qui a Palermo che dice che è più forte di te, quindi attenzione perché rischia di esserci una sfida in casa in atto. Ti dicevo prima di un ragazzo che non è di famiglia, nel senso che portate un cognome diverso, fondamentalmente di famiglia lo è, che è tra altre cose anche tuo omonimo, che è Antonino Fuschi, che anche come te, con un anno forse di ritardo rispetto a te, il salto lo ha fatto, adesso gioca in A2. Antonino, però insomma, che mi dici di lui? Insomma, io chiaramente l'ho visto giocare, l'ho anche commentato più volte quando era al Real Termini, però anche di lui si parla un gran bene e comunque già in A2 quest'anno ha fatto vedere belle cose. Sì, sì, già penso che avrà fatto 11 gol in A2, che non è scontato per un ragazzo giovane come lui. Penso che sia 2 o 3 anni più piccolo di me, quindi è molto giovane. Anche lui ha fatto una stagione bella. Mi auguro anche per lui che possa andare il più avanti possibile perché se lo merita lui, anche la famiglia, per quello che fanno. Lui ci tiene molto perché ci tiene molto a calcio a 5, quindi spero per lui che arrivi il più in alto possibile. Bello, fa piacere sentire queste parole. Ti faccio chiudere. L'ultima cosa di cui parliamo in questo appuntamento di Futsal Zone è una cosa alla quale so che tieni molto perché l'hai avviata l'anno scorso, ha avuto anche un bel successo. Noi di sportisti siamo stati ben contenti di affiancarti in questa cosa, che è l'Isgro Camp che hai fatto l'anno scorso al campo degli Emiri da Roberto Rampolla, che approfitto per salutare. Hai già lanciato qualche piccolo amo sui social dicendo stiamo arrivando, a breve novità, insomma, c'è attesa, c'è già un po' di attesa. Cosa ci vuoi e cosa ci puoi dire di un'eventuale seconda edizione qui a Palermo? No, intanto l'ho fatto il primo anno, l'anno scorso è stato ed è stato, penso, un successo perché la cosa più bella di tutti è quando i genitori ti scrivono che i ragazzi sono rimasti felici di questa cosa. Quindi ora spero che il secondo camp che sto organizzando già e lo farò a Palermo, già te lo dico perché ne ho girate voci che lo potevo fare a Roma, là, però poi ho deciso di farlo a Palermo perché è giusto così. Però stavolta penso che ci sono un po' di ospiti speciali. Non posso fare nomi adesso, però ci saranno degli ospiti, voglio farlo più bello dell'anno scorso, così i ragazzi imparano molto, non da me ma anche da esperti di questo sport. E chi lo sa, magari qualche nuovo Isgro, qualche nuovo Fuschi, qualche nuovo Scalavino, ne nomino tanti, ma alla fine siete veramente tantissimi. Ragazzi che stanno venendo su a Palermo, magari viene fuori anche da questo camp. Anthony, io ti ringrazio per la tua presenza, anche per il poco preavviso con cui ti ho chiamato e anche perché comunque emerge sempre sincerità ed emerge sempre
Lo dico, le cose giuste quando parli, non sei costruito, non sei scontato, insomma, grazie Grazie. per le belle parole che spendi ogni volta. Grazie, grazie a te Francesco, è stato un piacere. E dunque ringrazio ancora una volta Anthony Sgro per essere stato con noi, vi rinnovo l'appuntamento martedì prossimo, il 22, quindi all'indomani della Pasquetta, un po' più pienotti così, di cibo dopo la buffata pasquale, ma sempre affamati di grande futsal. Appuntamento dunque martedì prossimo con una nuova puntata di Futsal Zone, scoprirete a ridosso dell'appuntamento chi sarà l'ospite. Intanto vi saluto, vi rinnovo l'appuntamento anche a seguirci sui nostri canali social, non solo sul canale YouTube dove state vedendo questa puntata e tutte le altre puntate, ma anche sui profili social Facebook, Instagram, TikTok, X e sul sito www.sportisili.it. Appuntamento a martedì prossimo, alla prossima!